Amici appassionati di futsal, buon pomeriggio e benvenuti alla palestra Gozzano di Padova per assistere alla partita tra il Vinum Italy Petrarca e il Saints Milano, valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie A2 Elite Girone A. Giampaolo protegge bene, si gira, è parata di Solosi, riesce a mantenere il possesso e poi conclusione da distanza da parte di Milani, risponde coi pugni Feverati. Scarica per Wilde, si accentra, ottimo numero da parte di Wilde, conclusione col mancino per Mascambruni. Contro Wilde, Mascambruni alla meglio, Mascambruni, conclusione. Netta differenza fisica tra Matteus e Parrell, conclusione da lontano, respinge coi pugni Feverati, fa partire il contropiede. Attenzione, 2 contro 1, Wilde contro Feverati, Wilde, conclusione di destro, di poco lato. Wilde riesce con una finta di corpo a superare Bellarabet, Wilde traversa clamorosa. Milani scarica per Wilde, ha un po' di spazio, Wilde esplode il mancino sul secondo palo, cerca il blocco da parte di Lukacel, Bellarabet si accentra, cerca il tiro d'incontro ma alla fine pallone per Parrell, 1-0 Vinum Italy, azione rocambolesca con l'imbucata da parte di Bellarabet, sono bravi ad uscire i ragazzi milanesi. Marazzi, palla d'oro, Matteus, uscita da parte di Feverati che evita la conclusione. Da dietro Milani, 1 contro 1 con Raffigna, Milani, conclusione micidiale ma di poco a lato. Ancora Milani, ancora poco preciso. Imbucata per Medea, Raffigna, conclusione col puntone ma è bravo Solosi. Una palla al centro alta, è così, ma la sfera viene controllata da Feverati. Termina quindi la prima frazione di gioco alla palestra Gozzano di Padova, risultato di 1-0 per il Vinum Italy. Saints Milano si sta giocando la salvezza e quindi deve assolutamente subito conclusione da parte di Marazzi. Pallone buono anche per Raffigna, ma è bravo Solosi, sottile, calcio d'angolo, già battuto, Raffigna si gira bene ma il portiere Solosi a ribattere, ma ancora Raffigna, Parrell si gira, Parrell, conclusione, il pallone rimane là ma Sottile non riesce a trovare la deviazione. Lo scontro generazionale in campo, Matteus riesce a liberarsi bene, conclusione di mancino, riparte Marazzi, si accentra, Marazzi trova la rete dell'1-1, il talento numero 24 classe 2002 riesce a bucare quindi dopo 1 minuto e mezzo in questa seconda frazione di gioco, ma riesce a ripartire Giampaolo, supera il diretto avversario, Raffigna la meglio, Raffigna, intervento provvidenziale da parte di Solosi, buona la suolata per Wilde ma è bravissimo Lukacel a rubar palla, a ripartire, imbucata per Raffigna che di prima trova Barbieri, palo clamoroso, risultato fermo sull'1-1, Marazzi si allarga, De Stefano mette al centro, Wilde, conclusione, poi ancora Milani, Marazzi ancora Wilde mette al centro e alla fine il Petrarca salva tutto. Ottima imbucata per Parrell, si accentra, Parrell, Barbieri di prima, traversa incredibile, scarica per Parrell, imbucata per Giampaolo, poi Matteus, pallone rimane lì, alla fine Solosi che riesce a recuperare la sfera, contropiede molto pericoloso quello del Saints Milano, ma sciuppato malamente, Barbieri, tocco di tacco da parte di Parrell, Barbieri che ha un po' di spazio contro Wilde, attende probabilmente il blocco, ottimo numero da parte di Barbieri e poi conclusione di punta, becca il montante esterno della porta, corpo, alla fine scarica bene per Raffigna che va via in banda su Marazzi, Raffigna, conclusione, Solosi dice di no, 8 minuti al termine della partita, Bellarabet, conclusione e alla fine Solosi con il volto, cerca l'imbucata per Giampaolo, però il pallone restituito è errato, attenzione Wilde, conclusione, Feverati dice di no. Non riesce a superare il doppio intervento avversario, quindi riparte adesso, Parrell, conclusione deviata, Solosi dice di no. Barbieri! Micidiale conclusione da parte del classe 97 che buca così Solosi e riporta in vantaggio la squadra di casa, il Vinum Italy Petrarca. Parrell elude il primo difensore, un po' di spazio, scarica per Raffigna, ancora Parrell, Giampaolo, porta sguarnita, nessuno calcia in porta, lo fa adesso Raffigna, altrimenti non potrà fare a meno che arrendersi al risultato. Wilde, l'avevamo detto, Wilde, il campionissimo brasiliano, mette il sigillo. Sanchez scarica per Milani mette al centro, ottimo intervento da parte di Feverati, Solosi, conclusione
fischio finale e termina qui la partita. Le due squadre impattano sul risultato di 2-2. Vi ringraziamo per la partecipazione odierna. Alla prossima stagione.